Abbiamo visto cultura, ricerca. Investire nella ricerca significa anche investire per far tornare in Italia i nostri cervelli migliori che sono andati all'estero, ma vale anche l'opposto, è importante attrarre cervelli stranieri. Anche per questo è interessante l'esperienza che Maria Rita Grieco ci propone da Napoli. Perché Napoli? Perché si fa della ricerca dell'ingegneria di alto livello. I came from Japan. Napoli, Università degli Studi Federico II, facoltà di ingegneria. In un'università così enorme, questo è quasi un garage. Questo è un laboratorio 24/7 che è sempre attivo, il fine settimana, la sera, cioè i ragazzi lavorano con talmente tanta passione che poi è la molla a fare ricerca. In questo luogo di sintesi tra ricerca meccanica e ingegneria, Antoine e Jean lavorano insieme ad altri ragazzi italiani e stranieri. Il gruppo sta mettendo a punto Rodiman, l'ultimo in ordine di tempo dei 15 progetti europei ai quali il laboratorio lavora da 8 anni. Con 8,5 milioni di euro ottenuti. Noi abbiamo reclutato diversi borsisti e postdoc, quindi persone con il dottorato di ricerca anche dall'estero. Quindi abbiamo un gruppo internazionale. Poi la cosa che in qualche modo contraddistingue le attività di ricerca di questo gruppo è la interdisciplinarietà. Io ho ragazzi che sono laureati in ingegneria di automazione, ragazzi che sono laureati in meccanica, in biomedica, persino in informatica, e questo da un lato ravviva il gruppo e dall'altro mette delle competenze trasversali che per la robotica è essenziale per fare ricerca. Ad attrarre questi ragazzi un progetto particolare, la realizzazione di un robot in grado di replicare nella gestualità attività umane con un alto livello di destrezza e mobilità, al punto che sarà capace di manipolare una pizza. La peculiarità di questo progetto è che per la prima volta si vuole affrontare la capacità di un robot bimanuale, quindi con 2 braccia e 2 mani, di manipolare degli oggetti deformabili. Non solo, ma la manipolazione può essere anche fatta di questi oggetti senza afferrarli, ma può essere fatta in maniera non prensile, vale a dire senza toccarli. Quello che vedete qua è un disco di silicone che idealmente vorrebbe rappresentare una pizza, perché essendo il progetto napoletano noi abbiamo pensato che il miglior artefatto di un oggetto deformabile potesse essere proprio la pizza napoletana. È il momento della simulazione vera. Arriva l'altro protagonista dell'esperimento, il pizzaiolo. Buongiorno professore. Ci sono gli impasti? Ci sono. Possiamo far vedere come si fa a acquisire i movimenti di uno chef pizzaiolo? Indossiamo una tuta biocinetica dotata di sensori. Tramite dei trasmettitori invia i segnali via wireless al computer, dove c'è un software che ricostruisce il movimento sulla base di un modello biomeccanico. Stiamo in effetti rubando il mestiere al pizzaiolo, perché come potete vedere stiamo acquisendo i suoi movimenti. Le applicazioni più interessanti potrebbero essere per esempio in campo medico, perché attualmente nel campo della robotica, della chirurgia robotica, c'è un'ottima percezione di tipo visivo, però non c'è la sensazione tattile, la percezione di forza. Noi stiamo valutando la possibilità di integrare dei microsensori nelle pinze, nei bisturi che vengono utilizzate per la robotica chirurgica, proprio per avere questo senso di percezione.